Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio: alle 12:30 torna oggi la conferenza stampa del governatore Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Naturalmente i temi del periodo li conosciamo, sono quelli del Green Pass, dei vaccini, ma anche del ritorno importante del coronavirus, con contagi che superano anche le 700 unità quotidiane, ma che per il momento, poi vediamo i dati assieme, non vanno a influire su quelle che sono le ospedalizzazioni, le terapie intensive e l'area non critica degli ospedali della nostra regione. Quindi una situazione tutta da comprendere, da capire, da verificare. Ne parliamo con Luca Zaia alle 12:30. Adesso invece abbiamo qui con noi in studio ospite, come quasi tutti i venerdì, l'onorevole Germano Racchella, che intanto buongiorno onorevole, grazie di essere venuto. Buongiorno a voi, grazie. Ci ha promesso che ogni settimana, o comunque compatibilmente con quelli che sono gli impegni d'aula, verrà a ragguagliarci sul lavoro che si sta portando avanti a Roma, quindi un filo diretto tra Rete Veneta e le aule dei palazzi romani, in senso positivo naturalmente, per capire che cosa sta succedendo a Roma. Onorevole, però in Italia sta succedendo in questo momento che il Green Pass sta diventando un po' tema di discordia, tema anche di battaglia politica e non solo politica, anche civile. Adesso si aprono delle nuove ipotesi sul Green Pass indispensabile per voli, spostamenti e addirittura la scuola. Tutti ne parlano. Qual è la sua opinione su questo argomento? Beh, naturalmente è una delle tematiche che anche a Roma ne fa da padrona. Naturalmente su questa posizione qual è la mia idea? Innanzitutto dobbiamo capire una cosa: non confondiamo il Green Pass con l'obbligo vaccinale, perché Green Pass non significa obbligo vaccinale, perché altrimenti il tampone rapido che tutti noi per 1 anno e mezzo lo stiamo facendo per tutelarci appunto da questa pandemia, sarebbe stato fatto un lavoro non servito a nulla. Invece ricordiamo che per Green Pass è necessario avere anche il tampone. La mia posizione, premetto che io sono uno di quelli vaccinati, ha fatto ben 2 dosi. Il mio consiglio è quello di vaccinarsi, però non sono per l'obbligatorietà dei vaccini. Questo perché ci sono persone che per patologia o per credo o per altro non si vogliono fare assolutamente il vaccino e non dobbiamo trattarli come persone di secondo grado. Dunque necessita il Green Pass per andare al ristorante, necessita il Green Pass per andare a teatro, necessita il Green Pass per andare allo stadio. Ben venga il Green Pass, posso essere d'accordo, però ricordiamo che il Green Pass si può ottenere tramite il tampone o tramite il vaccino. Sono arrivate nelle scorse ore tantissime prese di posizione da parte dei ristoratori, ma anche e soprattutto da parte delle associazioni di categoria dei ristoratori, che chiedono proprio, immaginiamo che vi siano arrivate come parlamentari, che chiedono ai parlamentari veneti di farsi lattori di questo messaggio verso il governo, verso la cabina di regia, verso chi può prendere decisioni in questa fase di emergenza. E dicono i ristoratori: noi siamo disponibilissimi a fare tutta l'informazione del caso, ad affiggere cartelli, a preparare, a fare post su Facebook, ad accogliere i nostri clienti spiegandogli che cosa è cambiato, ma non siamo disponibili, questa è una frase che i ristoratori ci hanno detto in tutte le salse, a fare i controllori, a trasformarci in controllori, a trasformarci in poliziotti o in polizia locale, naturalmente con tutto il rispetto per chi fa quel lavoro. Loro dicono: il nostro lavoro è quello di far da mangiare e di far stare bene le persone, non siamo disposti a fare dell'altro. Lei pensa che abbiano ragione? Hanno perfettamente ragione, anche perché è una delle categorie dove sono stati, permettetelo, i più bastonati in questo anno e mezzo e non è giusto fargli carico anche di questa responsabilità. Io punto sulla responsabilità delle persone e punto che il governo la prossima settimana dia indicazioni chiare e precise, perché in questo anno e mezzo, anche se faccio parte di questo governo, essendo in maggioranza,
molte volte abbiamo creato molta confusione. Le faccio un esempio dei molteplici messaggi che arrivano anche a me come onorevole. Ma Germano, va bene il Green Pass, come lo possiamo verificare? C'è la questione della privacy, ma dunque noi verifichiamo il Green Pass dei clienti, ma dobbiamo averlo anche noi come i miei camerieri, il mio personale, e dunque c'è moltissima confusione. Spero che il governo metta in chiaro tutto questo con delle regole ben precise. Sono d'accordissimo, dobbiamo puntare sulla responsabilità di tutti noi e dunque uno alla base deve capire se può andare al ristorante o no. Mettiamoci pure che per andare al ristorante serve il Green Pass, ma non facciamo far diventare controllori, poliziotti, forze dell'ordine i ristoratori. Se ci sarà un controllo durante la cena e io non ho il Green Pass, le forze dell'ordine mi daranno la sanzione che merito e mi cacceranno fuori dal locale. Anche perché questa situazione per ora potrebbe essere anche superabile con l'estate, con i plateatici allargati, ma a settembre, in montagna già magari prima di ottobre, ma settembre-ottobre sicuramente diventerà un problema enorme, perché chi è che mangia fuori a ottobre in Veneto? Sì, ci sono zone in cui magari si sta bene, ma dopo diventerà davvero un problema, quindi non c'è molto tempo per decidere tutto questo. Secondo lei questi esercenti hanno ragione a dire siamo pronti a chiudere, siamo pronti a fare delle scelte anche drastiche per superare il problema? Allora, lo trovo quasi un discorso un po' assurdo, nel senso che se noi diciamo che per andare al ristorante serve il Green Pass, uno può ottenere, come mi ripeto, il Green Pass o se è vaccinato o se ha fatto il tampone rapido. Dunque è tutto risolvibile, possono tenere aperto, perché così possono tenere aperto anche al chiuso, anche se fa freddo, se fa caldo, se piove o non piove. L'importante è che tutti noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo avere l'accortezza e rispettare le regole per debellare definitivamente questa pandemia. Anche perché non vorrei che, se lasciamo troppa libertà, a ottobre veramente il governo sia costretto a fare un nuovo lockdown. Allora sarebbe veramente la fine per molte aziende, la fine per molti ristoratori, allora mi farebbe veramente paura di una nascita, di una crisi sociale a questo punto. Dunque cerchiamo tutti di essere responsabili. Ora il tampone rapido è gratuito, si può addirittura fare al supermercato, al centro commerciale o presso l'ospedale, dunque ne abbiamo possibilità enormi. C'è qualche ristoratore che si vuole prendere la briga di fare il tampone rapido, facciamo il tampone rapido anche prima del ristorante, prima di un matrimonio, prima di andare in campeggio, ma dobbiamo avere la certezza di non infettare altre persone, se no non ne veniamo più fuori. Allora, passiamo dall'onorevole Germano Racchella alla nostra Luisa Bertini, che è in collegamento da Vicenza. Vediamo che ha avuto l'accortezza di sistemarsi all'ombra, perché sappiamo, e ci hanno già avvertito i meteorologi, che fra oggi, domani e la mattinata di domenica, insomma, saranno i giorni più caldi dell'anno, la prima vera importante ondata di calore di questa estate. Luisa, Vicenza è già arrivata? Sì, è già decisamente arrivata, infatti l'ombra non è casuale, come anticipavi tu. Oggi da Vicenza vi do delle notizie di cronaca, perché nella mattina del 28 c'è stato un furto in villa, cioè in realtà in una casa rurale a Barbarano Vicentino, in cui una signora di 85 anni è stata, mentre era fuori casa, è stata derubata 200.000 euro in contanti che teneva in cassetto, probabilmente i risparmi di una vita del marito, perché stiamo parlando di una signora, una vedova. I ladri sono entrati nella finestra posteriore, adesso le indagini dei carabinieri sono in corso anche per mettere al vaglio le telecamere di videosorveglianza delle zone lì. Questa non è una villa ma una casa rurale, quindi vi daremo conto, diciamo, di maggiori dettagli nel corso della serata. Altra vicenda che è successa proprio stamattina, poco prima delle 7, un incidente però a Vicenza in via Ragazzi 59
all'incrocio con via Fioretti, perché un uomo, mentre stava portando a spasso il cane, ha attraversato la strada di corsa ed è stato investito da un'auto. Al momento è recuperato in rianimazione in codice rosso. Del caso si sta occupando la polizia locale, che è intervenuta anche per ricostruire la dinamica dell'incidente, se in qualche modo è legato, non ci viene magari al cane che l'ha stratonato oppure che è scappato. Stanno lavorando gli addetti della polizia locale anche di questa guida ricostruita. Buongiorno Luisa, allora intanto ti ringraziamo per queste prime notizie, le vediamo poi approfondite nel TG di questa sera. Se ci sono altre novità da Vicenza non esitare a richiamarci. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Allora noi lanciamo rapidamente la pubblicità, vediamo se riusciamo a trattenere poi al ritorno l'onorevole Germano Racchella per un'altra battuta sulla situazione del Green Pass. State con noi perché alle 12:30 arriva Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Fra un quarto d'ora invece saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Ma prima di andare a Marghera torniamo in studio perché abbiamo qui ospite con noi l'onorevole Germano Racchella, con il quale stiamo parlando di Green Pass. Sul tema il presidente Luca Zaia ha fatto una dichiarazione e dice: la mia libertà finisce dove comincia la tua e viceversa. Questa situazione potrebbe cozzare contro le posizioni di alcuni esponenti del partito che avrebbero manifestato a Roma in queste grandi manifestazioni di piazza contro il Green Pass e contro l'obbligo vaccinale. Ma sono due cose contraddistinte. Innanzitutto a Roma c'è stata una manifestazione non contro il Green Pass, ma sulla libera scelta, soprattutto in merito ai vaccini. Mi preme sottolinearlo questo perché io ripeto, sono favorevole al Green Pass, perché il Green Pass si può ottenere con il tampone rapido o essendo vaccinati, ma sono contrario all'obbligatorietà dei vaccini. Dunque questo non significa che contro il Green Pass sia un no vax, ma è soltanto una questione di responsabilità e libera scelta. Ripeto, dobbiamo essere responsabili, stiamo per uscire da questa pandemia che ci ha messo in croce per ben 2 anni e dobbiamo fare l'ultimo sforzo per tutelare noi, tutelare le nostre famiglie, tutelare le nostre aziende, le nostre imprese, perché non ci possiamo permettere un'altra chiusura. Dunque sono d'accordo da una parte con Luca Zaia, che penso l'abbia detto per rendere responsabili tutti noi e soprattutto mettere al massimo la nostra attenzione. Sappiamo che il presidente Zaia fin dall'inizio di questa emergenza si è sempre confrontato in modo molto schietto, molto lineare con i veneti, e il tema della responsabilità dei cittadini è sempre stato al primo posto, anche perché senza la responsabilità dei veneti che hanno seguito con attenzione quelle che erano le varie situazioni, le varie ordinanze, la normativa, tutte le richieste che sono state fatte, insomma non saremo a questo punto. Noi ringraziamo l'onorevole Germano Racchella per questa intervista che ci ha concesso in diretta qui nel nostro studio. Lo invitiamo naturalmente la settimana prossima o quanto prima, compatibilmente con gli impegni d'aula, per informarci di quello che sta succedendo a Roma. Quindi noi informiamo i veneti di quello che succede in Parlamento. Grazie onorevole, l'aspettiamo. Grazie a voi, farò il possibile per essere presente. Guardate, ci hanno convocato anche già domenica questa, dunque domenica siamo già in aula alle ore 14 per affrontare l'annosa problematica della giustizia. Dunque farò il possibile per essere qui con voi anche venerdì prossimo e vi ringrazio di questa opportunità. Noi la ringraziamo, ci facciamo un nodo al fazzoletto perché magari la prossima volta allora parliamo di giustizia, tema complicato ma di grandissima importanza e di grande attualità. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Noi torniamo in studio, ma per vedere il servizio, l'intervista all'assessore Manuela Lanzarin, che ci dice sì, stanno crescendo i positivi ma non siamo davanti a una nuova ondata. Assessore, oggi 737 nuovi casi positivi, siamo di fronte a una nuova ondata Covid.
Io direi di no, è vero che oggi abbiamo un numero importante di casi, 737, però ricordiamolo che noi facciamo molti tamponi, ne abbiamo fatti quasi 31.000 e comunque il dato che anche dall'ultimo decreto, insomma il dato da tenere in considerazione è quello del cosiddetto RT ospedaliero, ossia l'occupazione dei posti in terapia intensiva in area non critica, e noi dalla cabina di regia, insomma, che si esprimerà domani come ogni venerdì, sappiamo già che abbiamo un'incidenza del 2% per quanto riguarda le terapie intensive, sappiamo che il parametro è il 10% e del 2% per quanto riguarda l'area non critica e il parametro invece di riferimento è il 15%, quindi sicuramente c'è un aumento di casi che è legato un po' alla tanta socialità, è legato ai giovani, perché noi vediamo che la fascia che viene più coinvolta è quella 15-24 anni. Noi siamo di fronte a questa variante Delta che è una variante molto diffusiva, cioè si diffonde con molta facilità e abbiamo visto che si diffonde molto tra i giovani che non hanno copertura vaccinale, perché sono il target che ancora ha meno copertura vaccinale, e quindi la motivazione per cui c'è in quest'estate, insomma, a differenza dell'anno scorso vediamo più casi positivi, è proprio legato alla diffusione della variante Delta. Si sapeva che in agosto sarebbe stata la variante prevalente, quindi raggiungendo anche percentuali dell'80 e del 90%. Ne abbiamo parlato finora con l'onorevole Germano Racchella, si parla adesso di nuove manifestazioni contro il Green Pass, il No Obligation Day convocato per domani in molte piazze d'Italia, fra cui Padova, Verona, Treviso, Venezia e Castelfranco. Le prefetture sono già allertate. Una farfalla che vola libera, l'azzurro del cielo, il verde della natura è l'immagine che fa da filo conduttore alla nuova manifestazione contro l'obbligo vaccinale convocata per domani mattina in campo San Geremia, Venezia. Prologo della più ampia chiamata alle armi dei Novax di sabato pomeriggio. Il tam tam su Telegram, evitati appositamente gli altri social più diffusi. L'ora 17:30, il sabato pomeriggio delle famiglie. Il logo scelto, la piazza per eccellenza. Piazza Duomo a Padova, Piazza dei Signori a Treviso, Piazza Bra a Verona e così in tutte le altre piazze d'Italia. Prefetture del Veneto allertate, anche a Treviso questa mattina si è tenuto in forma strettamente privata il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Presenti il questore Vito Montaruli, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Gianfilippo Magro, con il capitano Enrico Zampolli, comandante della compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto. Un appuntamento è previsto sempre alle 17:30 sabato, anche nella città del Giorgione. Non sono state presentate in questura, diciamo così, domande o comunque preannunci di manifestazione. Già questo è un problema, quindi non sappiamo se ci saranno o non ci saranno. Ricordo a tutti che dovrebbero essere preannunciate, perché altrimenti appunto gli organizzatori rischiano anche delle denunce. Fermo restando il principio della libertà di manifestare il proprio pensiero, è chiaro che in questo momento anche la manifestazione delle proprie idee deve avvenire nel rispetto di quella che è la cornice delle precauzioni. Allerta massima, la task force delle forze dell'ordine è già stata predisposta, ma la linea è quella di non gettare troppa carne sul fuoco, con la speranza che il tam tam mediatico non sia stato così forte e così la partecipazione sia esigua. Gli organizzatori lo hanno definito No Obligation Day, la prefettura ribadisce nulla è stato autorizzato. Ho visto anche tante mamme con bambini, insomma, quindi anche persone che hanno delle responsabilità non solo per se stessi ma anche per eventuali familiari che sono sicuramente in situazioni di fragilità. Ecco, ci deve essere questo grande senso di responsabilità e come dire, ecco, aspettare anche un momento in cui tutte queste, diciamo così, si potrà anche ragionare in maniera più pacata. Naturalmente noi seguiremo con le nostre redazioni queste manifestazioni come le abbiamo seguite finora, vi racconteremo quello che succede e poi ognuno si farà la propria idea. Di sicuro ne parleremo anche con il governatore Luca Zaia, che sarà in diretta qui su Rete Veneta e sulla nostra pagina Facebook fra pochissimi minuti, con una conferenza stampa che torna, vista la situazione, vista l'esplosione dei contagi, visto quello che sta succedendo. Torna e diventa veramente importante per capire dove stiamo andando. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove arriverà fra pochissimo il governatore Luca Zaia per la conferenza stampa che ritorna di grande attualità visto quello che sta succedendo con l'emergenza coronavirus, ma arrivano anche notizie importanti legate alla situazione di Grafica Veneta. Ci sono state minacce di morte a Franceschi. Vediamo il servizio. In questi giorni sono giunte a diversi rappresentanti aziendali, me compreso, messaggi intimidatori, talvolta diffamatori e addirittura contenenti minacce di lesione o di morte. Non possiamo restare inermi di fronte a tutto questo. Così Fabio Franceschi, il titolare di Grafica Veneta, che denuncia l'incresciosa campagna diffamatoria nei confronti dell'azienda tipografica e dei suoi vertici. Nonostante la vicenda giudiziaria sia ancora in una fase istruttoria, scrive Franceschi, siamo già travolti da sentenze pubbliche e mediatiche. Tali comportamenti non sono degni di uno Stato che vuole dichiararsi di diritto e che garantisce costituzionalmente la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L'azienda di Trevaseleghe è coinvolta in una indagine su caporalato ai danni di alcuni lavoratori pakistani che vi lavoravano per conto di un subappalto. Grafica Veneta è stata e sarà sempre un'azienda che rigetta qualsiasi penalizzazione o sfruttamento di tutti i lavoratori, prosegue Franceschi, che ha rivolto la sua solidarietà a tutte le persone che si sono trovate a subire la menomazione della propria umanità prima ancora che della propria professionalità. Non accetterò mai un processo sommario in pubblica piazza e una messa alla gogna di tali dimensioni su una vicenda che, sono certo, conclude, presto sarà chiarita e che vedrà Grafica Veneta e tutte le 600 persone che vi collaborano estranee a qualsiasi ipotesi di reato. Intanto una manifestazione contro il caporalato è stata indetta per sabato mattina proprio a Trevaseleghe, in piazza Principe di Piemonte. Allora, noi siamo già in grado di collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera grazie alla regia di Alessandro Costacurta. Vediamo che il presidente Luca Zaia non è ancora arrivato, ma siamo pronti a dare la linea immediatamente nel momento in cui dovesse arrivare Zaia. Nel frattempo che aspettiamo il governatore, vediamo gli ultimi dati disponibili, sono quelli di ieri, non sono quelli aggiornati a questa mattina, perché come sapete Luca Zaia li fornisce direttamente in sede di conferenza stampa, però li vediamo perché sono decisamente importanti, perché nella giornata dell'altro ieri in pratica ci sono stati 737 nuovi contagi in Veneto che portano il conto, la somma dall'inizio dell'emergenza coronavirus a 434.908 persone positive in Veneto. Sono 11.165 i casi attualmente positivi, un numero che sta crescendo in modo davvero vertiginoso. Ci ricordiamo che appena pochi giorni fa eravamo a 4.000, 5.000, insomma si è più che raddoppiato in pochissimi giorni. Però c'è da dire anche che i guariti sono 412.102, purtroppo le persone che hanno perso la vita con l'emergenza coronavirus sono 11.641. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è forse addirittura più importante, perché ci fa capire che a fronte di dati veramente importanti non ci sono ospedalizzazioni di rilievo, perché sono 147 le persone ricoverate, di cui 104 ancora positive, 43 che si sono negativizzate, sono 18 le terapie intensive impegnate, di cui 16 con persone positive e 2 con persone che si sono negativizzate. Vedete le differenze con il giorno precedente, 5 ospedalizzazioni in più che insomma in un momento come questo rientrano nella media, nella casistica, però non ci sono terapie intensive in più e soprattutto, anche se bisogna vedere lo zero in questa tabella, c'è un decesso. Lasciamo la linea al governatore. Buongiorno. Oggi abbiamo un ospite, la dottoressa Ricci, che avrà importanti novità, ma su serie importanti novità, ma lei ce le ha sempre importanti novità. Il nostro riferimento per le sequenziazioni, e quindi oggi vi darà dei dati che sono assolutamente eclatanti per il Veneto. Io darei inizio al bollettino, alla lettura del bollettino. Allora, tamponi molecolari e tamponi rapidi. Ne abbiamo fatti nelle ultime 24 ore 42.282
E come vedete i tamponi molecolari sono 5.989.000, sono quasi 6 milioni, idem vale per i test rapidi che sono 5.725.000. In totale abbiamo fatto dal 21 febbraio 2020 11.715.067 tamponi, 11.715.067. Lo dico perché sembra sempre che non si facciano tamponi, in Veneto ne facciamo tanti. Positivi nelle ultime 24 ore, 1.043. A dire la verità il nostro modello ci proiettava 1.500 questa settimana. Sì. E considerate che ne facciamo tanti tamponi, perché potete andare a controllare cosa si fa in giro per l'Italia, poi guardate cosa fa il Veneto. Sono 42.282 tamponi, 1.043 contagiati, incidenza, come l'abbiamo definita noi, 2,47. Ovvio è che se questo fosse un bollettino in assenza di vaccinati e della prima o seconda ondata, l'ospedale avrebbe almeno 700 posti letto occupati. Questo potete scrivere, almeno 700 posti letto. Se fossimo in presenza di se fossimo a febbraio 2020, marzo 2020 o dicembre, ottobre 2020, quando non avevamo i vaccinati, ovvio che il virus circolerebbe e troverebbe molti più non vaccinati. Ovviamente poi c'è anche una quantità di asintomatici che è una caratteristica, ma poi ve ne parlerà. Totale di positivi al primo giorno 439,54 contro 136.000 praticamente, da febbraio 2020. Positivi in isolamento di oggi, voi ricordate che eravamo arrivati a 6.000 isolati, oggi sono quasi il doppio. Cioè la punta minima il punto basso è stato 6, quindi il dato di oggi è che abbiamo raddoppiato le persone isolate rispetto al picco minimo, al punto più basso di isolati. Ricoverati totali, vedete quel dato, 156, meno 9. Questi sono i totali, no? Area critica più area non critica. Questi 156, eccoli qua come li vedete. Terapia intensiva 17, meno 1. Area non critica 139, meno 8. Sì, vi faccio la considerazione che la punta massima di dicembre era 3.400 qui, al posto di 139, e qui era 500. Terapie intensive non Covid sono 3,52. Questo è l'indicatore di ospedali che stanno operando, stanno lavorando, incidenti stradali, ictus, insomma tutto quello che prevede trapianti, tutto quello che prevede la terapia intensiva. I decessi sono invariati anche oggi, 11.641. I dimessi sono quasi 22.500, sono 22.473. Alcune brevi considerazioni, poi passo la parola alle domande, poi la dottoressa Ricci, poi ovviamente c'è sempre l'assessore Lanzarin per se ci fossero domande o se avete qualche richiesta particolare. E dopo, prima di ovviamente passata la parola alla dottoressa Ricci, io dovrò salutarvi perché ho un altro appuntamento a Venezia al Balbi. Però ci tenevo a dirvi 2 o 3 cose. La prima cosa, che l'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Penso sia innegabile che ci siano almeno un paio di aspetti. Che è successo? Finiva la penna? Sì. Una penna per Filippo Tosato. Giornalista che finisce la penna è come un poliziotto che non ha più le munizioni. Non voleva fare un annuncio però. Ma non è normale che un giornalista finisce la penna, Però adesso l'abbiamo pennizzato. Posto. Allora no, a parte le battute. Allora, abbiamo almeno un paio di aspetti, diciamo, che sono atipici rispetto alle 2 ondate che abbiamo avuto. Il primo è rappresentato dal fatto
che comunque i tassi di ospedalizzazione sono bassi. Cioè il rapporto tra contagiati, oggi sono più di 1 migliaio, e ospedalizzati non è assolutamente in linea con quello che è accaduto fino ad oggi. Tanto è vero che, se ci pensate, abbiamo fatto 700 contagiati ieri, 1000 oggi, l'altro ieri 600-700, il giorno prima ancora 500, oggi la contabilità dell'ospedalizzazione è -9. Secondo aspetto fondamentale di questa ondata è la quantità importante di asintomatici. Quindi siamo davanti a 2 fattori di novità che sono dettati per buona parte anche dalla presenza delle vaccinazioni, perché l'altro terzo elemento esogeno, definiamolo così, che non è insito nella infezione, è rappresentato che il substrato nel quale si diffonde l'infezione è più disinfettato rispetto a prima. È la politica del flipper, no? Quando eravamo ragazzino giocavamo al flipper al bar, qualcuno ci è andato, no? La pallina la sfera di ferro che sbatteva. Se non trova la buca la sfera, rimbalza sempre. Il contagiato rimbalza il virus, lo manda via, non si ammala. Il non contagiato diventa un grande vettore, e soprattutto dove si sviluppa malattia. Tant'è vero che noi abbiamo sulle ospedalizzazioni dei dati che oggi vi daremo. Vi do solo un'idea: in una settimana, adesso abbiamo un bollettino settimanale, 826 casi. Stiamo parlando della settimana che va dal 22 luglio al 28 luglio. Seguite i miei dati. Totale dei casi in quella settimana, 22 e 28 luglio. 22, 4 giorni sono. 4.157 casi, cioè persone positive. 4.157. Non vaccinati 2.821. Vaccinati parziali 510, vaccinati completi 8,25. Però il dato interessante qual è? I ricoveri in terapia intensiva tra i vaccinati 1. Terapia intensiva vaccinati 1, 15 non vaccinati. Ricoveri in area non critica tra i vaccinati 26, tra i non vaccinati 101. Cosa ne viene fuori? Prima considerazione, che dove non c'è il vaccino il substrato è libero, è fertile e i virus mette radici. Secondo concetto, dopodiché bisogna entrare a fare una disamina dei casi dei vaccinati e ospedalizzati che possono essere con comorbidità, avevano altre patologie. Non sta qui, guardiamo un aspetto macro. Dove c'è il vaccino ci sono meno problemi, e lo vedete sui dati. Lo vedete sui dati perché sostanzialmente 4/5 dei contagiati sono non vaccinati, più o meno, con la vaccinazione completa. Siamo rifatti i conti, dopo vi do la tabellina comunque dopo, quindi non avete. Facciamo con le percentuali. Ve la facciamo anche con le percentuali, così l'avete completa. Allora, qual è il tema? Il tema è che dobbiamo ancora capire che non è finita, che ne verremo fuori, perché se ci giriamo indietro, insomma, penso che di brutto tempo ne abbiamo visto di peggiore di quello di oggi, no? Dopo la pioggia viene il sereno. Dobbiamo fare attenzione agli assembramenti. Sappiamo che quando c'è un assembramento anche all'aria aperta si deve mettere la mascherina. Non si tratta di drammatizzare, di terrorizzare nessuno. Andiamo avanti con le vaccinazioni. Ho sentito anche ieri il generale Figliolo che mi ha chiamato ieri sera, e penso che avrà, e le comunicherà lui, delle novità anche sul fronte dei vaccini. E penso che il vaccino comunque è stato il cambio di passo di tutta questa vicenda. Del resto sarebbe impensabile pensare di chiudere ancora davanti a questa vaccinazione. I dati che abbiamo ci dicono che stiamo vaccinando bene, che
ad ottobre avremo almeno l'82% della popolazione veneta che avrà avuto almeno una dose. Voi sapete che abbiamo superato le 5 milioni di dosi, e questo è indicativo anche dello sforzo vaccinale. Ringrazio tutti quelli che sono presenti nei centri vaccinali, nei 60 centri, 1600 persone, gli addetti, medici, non medici, amministrativi, volontari di ogni ordine e grado, le farmacie, i medici di base, insomma tutti coloro che si sono le croci, la Croce Rossa in primis, tutti coloro che si sono dati da fare e si stanno dando da fare per vaccinare. Guardate, con questa mole di vaccinazione facciamo almeno 40.000 vaccini al giorno. Se non avevamo una macchina così non ne venivamo fuori, punto. E basta, vi lascio lo spazio per le domande e poi io scappo. Ok, un po' tutti, Tosato, Giacomuzzo e poi proseguiamo. Prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io le faccio una domanda che prescinde dalla materia vaccinale, ma una domanda di attualità. Prego. E le chiedo una sua sensazione proprio personale riguardante la vicenda Grafica Veneta e Fabio Franceschi. Perché personale? Ovviamente lei nulla può sapere delle vicende giudiziarie che investono l'azienda, però noi Fabio Franceschi l'abbiamo visto qui, l'abbiamo visto nella fase anche più cruda dell'epidemia, quando ha donato, mi pare, 13 milioni di mascherine. Parecchi milioni di mascherine, quando le mascherine non si trovavano. E mi sembra che avesse anche stabilito un rapporto personale di collaborazione e di coinvolgimento. Ieri lui ha parlato su questa vicenda, ha parlato in toni anche sdegnati, ha detto che ha ricevuto minacce di morte, ha detto che ha reagito a questa vicenda, a questa inchiesta, che peraltro è un'inchiesta che nasce da fatti molto gravi, da sfruttamento, da caporalato, eccetera. Una sua sensazione personale rispetto a... Sì, ma io guarda, lo faccio anche volentieri, sei il primo che me lo chiede. Vedo che qualcuno si è divertito a dire Zaia, non ha nulla da dire, se non te me la domandi. Vi ho incrociato non ultimo all'aeroporto di Verona, era pieno così di giornalisti, nessuno mi ha chiesto graficamente. Ma guarda, io dico la mia idea. Innanzitutto ho l'idea, la formazione e l'informazione di chi ha letto la stampa. Io non ho visto nessun atto ufficiale, per cui leggo i vostri articoli. Penso che i fatti siano non gravi, gravissimi. Penso che il racconto di una persona trovata lungo una strada, mi sembra aver capito, con le braccia legate, picchiata, e poi altri che hanno detto che hanno subito la stessa roba, meriti assolutamente giustizia. Punto. Dopodiché i processi si celebrano nei tribunali, non in strada, tantomeno nei giornali. Io posso solo parlare bene di Fabio Franceschi e della sua azienda, per come l'ho conosciuto e per come lo conosco. Non faccio l'avvocato difensore perché non è il mio ruolo. Avrà modo e avranno modo di definire le singole posizioni, però non posso neanche accettare di vedere commenti che vanno a riesumare un atto di assoluta pura donazione che lui ha voluto fare. Cioè, vorrei ricordare a quelli che si sono dimenticati che siamo finiti sotto il rullo il 21 febbraio 2020, che noi qui avevamo la fila di anziani, di barboni, si dice così, scusa, di clochard, di senza tetto, e di molti genitori che piangevano con le lacrime agli occhi fuori da questa porta. Potremmo andare a riesumare i filmati delle telecamere, chiedendo per favore qualcosa per proteggersi. Franceschi da subito mi ha detto: le potremo fare in carta. Io l'unica roba che posso fare è farle in carta. Troviamo un sistema di farle in carta. Dopodiché c'è stata un'evoluzione in quelle ore. Guardate che vi ricordo che una mascherina come questa, che oggi quanto costa? 10 centesimi una mascherina come questa, ce la proponevano a 5 euro, ma noi che le dovevamo dare agli ospedali. Voglio ricordarvi che io personalmente ho parlato e avevamo l'aereo pronto a Verona, diciamole tutte fino a ste robe,
per andare in Cina a comprarsi una macchina per fare mascherine. Questa era la tragedia. Ma dove avevano il cervello in vacanza? Quelli che parlano. Franceschi ha avuto l'intuizione di utilizzare il tessuto non tessuto, non ha realizzato delle mascherine inutili, ha realizzato delle mascherine di comunità previste da un articolo di legge fatto dal governo Conte, cos'era? Conte 2, 1, cos'era? No, Conte 2. Quindi, ma non voglio neanche stare lì a riesumare la connotazione politica di quel governo. A marzo 2020 viene fatto un decreto per cui si riconosce la possibilità di fare una mascherina di comunità, viene definita, ed è esattamente una mascherina come quelle che ne ha regalate, non abbiamo neanche pagato la benzina da casa, da Grafica Veneta qua, ce le ha letteralmente regalate 13 milioni di pezzi. Sì, perché adesso a me tutti i fenomeni che fanno, come si può dire, fanno gli illuministi, no? Quando studi l'illuminismo a scuola ti dicono che gli illuministi valutavano la storia col senno di poi. No, tu mummifichi e consolidi la situazione del momento, no col senno di poi. Io lo potrò solo che ringraziare Franceschi per quello che ha fatto e per l'aiuto che ci ha dato. Guarda, Filippo, tu sei uno di quelli che l'ha portata di più assieme a me e a moltissimi che comunque le portavano quelle mascherine. Ma a parte il fatto che non è un problema, quelle mascherine non sono un problema. Detto questo, lui avrà modo, ieri ho letto peraltro una replica che ha diffuso, io non conoscevo i dati, stiamo parlando di un'azienda che dà lavoro a 600 dipendenti. Io ieri da questa replica ho scoperto, perché non sapevo questi dati, giustamente ha fatto bene a metterli nero su bianco, sono andato in un'azienda che ha 600 lavoratori fissi che vengono remunerati con 26 milioni di euro all'anno, questo è quello che ho detto io. E la cooperativa della quale si parla, che è stata soldata a fare dei lavori, dichiarano in questo comunicato che ho letto velocemente che altri non vogliono fare, non so neanche cosa facessero questa cooperativa, aveva un appalto, un ingaggio per 267.000 euro, cioè lo 0,01% degli stipendi pagati in quell'azienda. Allora, io penso che chi ha sbagliato debba pagare, ma sonoramente, perché questo non è solo un danno personale che, come si può dire, va già oltre ogni limite di tolleranza pensare che una persona sia oggetto di violenza perché deve essere ridotta quasi in schiavitù, non so da quello che avete scritto. 2 per il danno d'immagine anche che viene fatto, no? Perché comunque l'adagio è stato quello che sembra che qua ci sia il regime di schiavitù. Io mi sento di difendere le nostre imprese. Se c'è qualcuno che sbaglia, paga. Noi abbiamo 600.000 imprese, se c'è qualche mela marcia, pagano. Ma da qui a dire che tutti i nostri imprenditori sono dei lazzaroni, no, sinceramente. Ripeto, non sto facendo una ringa per difendere Franceschi, non è mio ruolo, non so nulla di questa vicenda, sarà l'azienda che andrà in tribunale, non so come funzioni adesso, parlerà col PM, quello che sarà, e chiariranno la loro posizione. Però è giusto mettere un po' in fila le cose, scusatemi se ve lo dico, ma vedere gente che è così disperata che pur di rompere le palle a me riesce a riesumare le mascherine e il rapporto che abbiamo avuto con Franceschi. Se Franceschi venisse qua adesso a offrire le mascherine, io lo inviterei qua e prenderei le mascherine, che sia chiaro a tutti questo. Ma dai, bisogna anche avere un minimo di dignità. Grazie, basta così? Basta. Prego. Cristina Giacomuzzo. Ma premetto che io non l'ho sentito, Franceschi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Tornerei sulla questione dei vaccini. Se ci può fare un po' il quadro sulle forniture in arrivo e le prospettive, se ci sono... Ve lo fa l'assessore dopo, ti spiace, Cristina? L'altra cosa che le chiedo, Israele ha iniziato... La terza dose. E il focus è sessantenni e fragile. In Italia... qual è la prospettiva, come la vede lei? Ma guarda, io dico che noi dobbiamo avere indicazioni scientifiche. Vedo che il mondo scientifico ha già iniziato il suo valzer estivo con mi sì, mi no, vediamo, adesso io so qual è la soluzione, vediamo se
Allora si chiudano in una stanza, si facciano un conclave, decidano e ci dicano se dobbiamo fare la terza dose oppure no. Che non venga fuori che la politica decide le dosi, perché guardate, a me se vogliono farmi un favore decidono di non farla, ma ve lo dico simpaticamente perché significa chiedere un altro sforzo vaccinale ai nostri uomini e donne che è pauroso, perché fare la terza dose vuol dire rimettere a zero il contatore e ripartire per arrivare a altre 10 milioni di dosi da inoculare in Veneto, perché sono altre 5 milioni di dosi da inoculare, anzi no, sono 10 milioni perché sono 2 dosi, 2, 3, no scusate, abbiamo fatto una dose, sono 5 milioni di dosi, non stavo pensando alla vaccinazione. Dopodiché mi sembra di capire che non sia neanche avulso il tema dei richiami, perché lo facciamo con l'influenza, però qui il mondo scientifico deve dirci quanto durano le coperture anticorpali. Il mondo scientifico deve dirci se il guarito deve avere veramente una vaccinazione oppure no, perché io qualche dubbio ce l'ho sul fatto che i guariti debbano farsi il vaccino, ma è un dubbio personale di man on the road, di un uomo in strada, nel senso che non sono uno scienziato. Siccome sento degli scienziati che dicono ma sui guariti ci sarebbe molto da discutere sull'efficacia di un vaccino, però la terza dose, ascoltino bene tutti gli scienziati, esperti che calcano il palcoscenico tutti i giorni, si dicano in maniera univoca se serve o no. Perché già ho cominciato a sentire discorsi, ma la politica, no politica, guardate, noi stiamo aspettando che arrivi a carta bollata e ci dica cosa bisogna fare. Cioè noi non tifiamo per terze dosi, per niente, cioè ci dicano. Vediamo se sono in grado di scrivere un documento con tutte le firme assieme. Poi sapete che c'è Israele che sta facendo questa scelta, ma anche la Gran Bretagna ha annunciato la terza dose e loro vi ricordo che sono partiti con AstraZeneca e quindi immagino continuino con AstraZeneca. Volevo chiedere, siamo in ferie, tempo di vacanze, però il pensiero Noi va no. alla scuola, lei no, però molti sì. Il pensiero va alla scuola, il rientro degli studenti. Il tema è posto a livello nazionale, ce ne rendiamo conto, ma immagino che le videoconferenze e gli incontri quasi quotidiani che continuerà ad avere anche con il generale Figliuolo ci permetta un attimo di avere un quadro su questo. Come state lavorando in tema di TPL e di rientro e di vaccinazione magari degli studenti, come sta andando in questo senso? Allora, dopo l'assessore vi dà conto del dibattito nazionale in sede di Commissione Salute, però voglio dire una cosa, la scuola non è una nostra competenza, non lo è dal punto di vista formativo e non lo è neanche dal punto di vista di sanità pubblica, nel senso che tutte le misure adottate per la scuola sono misure fortemente a indirizzo nazionale ed posso dire, ed è bene che sia così, e che ci sia soprattutto una regia, sto parlando di misure di sanità pubblica, una regia scientifica, anche perché stiamo parlando di un ambiente assolutamente delicatissimo. Ci sono giovani che accedono alla vaccinazione, ce ne sono, è innegabile, se non ricordo siamo già un 26%, quanto siamo? O forse anche di più, ho visto stamattina l'aggiornamento, c'è nel bollettino di stamattina. Prima allora 68,1% prima dose e al 58,2% seconda dose. Non ci sono i prenotati. Ma che fascia di età? Alla fascia di età allora la fascia di età più giovane siamo 28% più 10%. 28%. Più 10. 38%. Questa però è una scelta libera, vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, quindi decide il ragazzo maggiorenne o decidono i genitori per il ragazzo minorenne. Allora, noi ci stiamo attrezzando in questa maniera, che ci battiamo perché la scuola apra in presenza. Facciamo appello ancora agli irriducibili che non si sono vaccinati tra gli operatori che possano valutare in libertà la vaccinazione. Terzo aspetto fondamentale, avviamo un progetto di scuole sentinelle in maniera sempre aggressiva con i tamponi per misurare il grado di circolazione del virus. Ma guardate che se già noi adulti ci vaccinassimo tutti, metteremo già in sicurezza, diciamo, gran parte cioè questo problema verrebbe messo in sicurezza. Dopodiché attendiamo indicazioni, di certo si vede che il ministro Bianchi, no? Già Bianchi, il ministro Bianchi
dichiara tutti i giorni della scuola, speriamo che poi si passi anche a delle decisioni, no? Per dire, non abbiamo ancora capito come verrà gestite le vaccinazioni nel mondo della scuola, perché si legge di tutto. Però queste sono determinazioni del governo. Per noi ci siamo su questa partita. Se i genitori vogliono sapere, noi possiamo monitorare con i tamponi, questo lo faremo, e crediamo che debba essere chiusa l'esperienza della scuola a distanza, quindi della DAT. Prego. Martina Zambon, poi Angela Pelleiva. Buongiorno. Faccio un passettino indietro e mi ricollego un po' al tema del collegato usato, ma vorrei allargare un po'. Lei ha detto non possono passare tutte 600.000 le nostre aziende per aziende poco oneste, se ci sono delle mele marce, però è vero anche che sembrano casi un po' più che sporadici, lo testimonia anche l'attenzione peraltro che c'è stata confermata dagli operatori da parte della Regione, che ha inglobato il servizio antitratta, il numero verde. Mi hanno detto che l'assessore Lazzarina è molto presente su questo tema, però c'è anche in ballo un tavolo che potrebbe produrre un accordo a breve, ci diceva invece l'assessore Donazzan, sul tema della logistica, che è uno dei settori più colpiti da queste cooperative, le chiamano senza terra, spesso di una stessa nazionalità. Allora, c'è un problema, al netto hanno attaccato me, del dibattito politico, esiste un rischio di moltiplicazione di situazioni, se non di caporalato, di sfruttamento spinto? Ma noi dobbiamo combatterlo senza se, senza ma, è la roba più vergognosa, schifosa che ci sia, perché già la dignità di un posto di lavoro non può essere poi accompagnata al fatto che non ci sia un comportamento rispettoso della dignità umana, no? Detto questo, non generalizzerei, perché lo trovo anche questo scorretto nei confronti di tante persone per bene. Dopodiché, sapete come si dice? Le strade non sono pericolose, è l'uomo che le rende pericolose. Non è che io ricordo che gli anni dello scandalo del Mose, il mood era project financing serve per rubare. Cioè, ho capito, ma c'era anche qualcuno che fa un project financing per non rubare o no? Non si farà mica tutte le opere pubbliche per rubare. Quindi non vorrei che questa generalizzazione è come quando anni fa il mood per il Veneto nella comunicazione nazionale era che noi eravamo dei divoratori di territorio. Ve lo ricordate? Il popolo dei capannoni. Alla fine noi invece abbiamo 9 siti UNESCO, abbiamo dei territori da rubare o no? Non si farà mica tutte le opere pubbliche per rubare. E che questa generalizzazione è come quando anni fa il mood per il Veneto nella comunicazione nazionale era che noi eravamo dei divoratori di territorio. Ve lo ricordate? Il popolo dei capannoni. Alla fine noi invece abbiamo 9 siti UNESCO, abbiamo dei territori da un punto di vista paesaggistico che ci invidiano al mondo, ma di quelli non si parlava più perché andava bene parlare sempre dei capannoni. Adesso se il nuovo mood è parlare tutti i giorni del caporalato in Veneto, vabbè, trasferiamo il caporalato dei pomodori della Puglia, adesso parleremo per un periodo in Veneto. Ma noi in Veneto le segnalazioni le curiamo attraverso ovviamente anche lo sportello, però vorrei anche riportare che i casi in percentuale sono infinitesimali rispetto alla movimentazione e al processo economico del Veneto, che vale 180 miliardi di PIL. Okay. Le chiedo un'altra cosa che esula invece dal tema sanitario, visto che poi scappa. Domani scade la concessione della 22. Ci diceva Compaccer che vi siete sentiti. Mi avrà detto anche cosa mi ha detto, no? Volevamo sentire cosa dice lei. Se non ve l'ha detto lui, perché devo dirvelo io? E io vi posso dire che ho sentito il presidente del Compaccer. E quindi? E quindi tutti e due ci siamo sentiti. Vabbè, naturalmente si lega al tema di un piano un po' più ampio. Noi non facciamo OPA ostili contro nessuno, tantomeno contro i nostri vicini di casa. Sapete che l'emendamento CAV è un grande successo per il quale abbiamo lavorato 5 anni. Non vi dico quante volte entrava il Papa e usciva Cardinale dal conclave. Oggi il Veneto è l'unica regione in Italia che può, tramite la sua società pubblica, partecipare come concessionario a nuove concessioni autostradali per tratte autostradali che ricadano prevalentemente nel territorio veneto. Abbiamo apprezzato l'avverbio leggendo l'emendamento, quindi anche in Trentino volendo.
Prevalentemente, ho detto, è l'avverbio. Va bene, non la esprimiamo più di così, grazie. Prego. Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Per chiudere il capitolo grafica veneta, lei prima paventava un danno d'immagine, se non capisco male. No, non paventavo niente, dicevo, anche perché oggettivamente tutto quello che sono i reati che hanno, come si può dire, che vanno a allordare la reputazione, dal punto di vista della reputazione della nostra comunità, comunque ci creano un danno di immagine. Non ho detto che mi costituirò per il danno di immagine. Ma non le volevo chiedere proprio questo, sapete perché c'è anche un'interrogazione che le chiede in tal senso. Sapete perché non lo dico? Sapete perché non lo dico? Perché lo dovremmo fare d'ufficio per tutti. Però a me sembra anche poco, come si può dire? Mi sembra quasi, non ve l'ho mai detto, perché mi sembra quasi un'uscita che è estemporanea per mettere un po' di benzina nel fuoco. Cioè, allora, se il Consiglio regionale decide che tutto quello che sono i reati e li catalogherà come l'abbiamo fatto per i reati mafiosi, anche per altri, per la Costituzione, perché non possiamo di volta in volta lasciare spazio alla discrezionalità, no? Che poi lasciano spazio ai commenti a volte avulsi dalla realtà. Ho semplicemente detto che un fatto come questo ha una ricaduta purtroppo umana nel trattamento delle persone che vengono prima di tutto e una pubblica, perché è inevitabile che si discuta, no? E passi il concetto che tutto è così. Punto. Ma vi ripeto, fiducia estrema nella magistratura, i tribunali, i processi si celebrano lì, punto. Cioè che non venga fuori che la Regione per mio tramite ha delle posizioni, come si può dire, già precostituite, assolutamente no. Okay. Però veder parlare di mascherine sinceramente davanti al caporalato mi viene da ridere un po' e dall'altro mi viene da piangere. Tornando ai temi Covid correlati, è stata una settimana questa anche di grande dibattito pure all'interno della Lega rispetto ai movimenti no mask, no vax, ora no pass. Vorrei chiederle, sapendo bene che lei è un sostenitore della libertà di pensiero anche all'interno del suo partito, se non trova che comunque ci sia un abisso tra certe posizioni, in estremità quella del segretario Matteo Salvini, all'opposto per esempio quella del consigliere regionale Marzio Favero. In mezzo che cosa c'è? Non si lascia troppo spazio all'ambiguità non prendendo una posizione chiara e univoca? No, guarda, innanzitutto il dibattito ci sta, è il sale della democrazia e penso che il grande valore che deve essere riconosciuto al partito al quale sono iscritto è quello che comunque non c'è, come si può dire, non c'è una dittatura nella quale, che impone il pensiero unico. Dopodiché è nota l'azione degli amministratori che hanno fatto tutto il possibile per dare le risposte ai cittadini. Insomma, io non trovo trascendentale il dibattito che è nato ad esempio sull'obbligatorietà o meno. Ci hanno fatto, com'è che si chiama in italiano la parola qua? Vabbè, insomma, la rosetta, la cicatrice da vaccinazione, no? Ci siamo fatti vaccinazioni in base all'età che abbiamo, chi ne ha fatte di più, chi ne ha fatte di meno. Quelli sono tutti piani di sanità pubblica. Ve lo ricordate quando c'erano le parassitosi nelle scuole? Entravano i servizi di sanità pubblica a fare la verifica dei pidocchi, dei parassiti e decidevano le profilassi. Oggi a me sembra di capire che invocando la libertà ci si trincera sempre dietro a questo concetto. Ci sono due concetti, libertà e privacy. Dietro questi due concetti di fatto uno può fare quello che vuole. Può essere anche così, io l'ho detto oggi in un'intervista, se oggi qualcuno ci portasse la penicillina probabilmente ci sarebbe chi dice no, io non me la inietto, è una muffa, però la penicillina ha salvato la vita del mondo, questa è la verità. Quindi sia il dibattito, ed è giusto che ci sia fino in fondo, dopodiché sentite l'evidenza scientifica ci deve portare, guardate, io sono colui che sosterrà sempre la volontarietà della vaccinazione. Ho governato una regione che per 10 anni ha avuto la vaccinazione volontaria, però dopodiché non posso accettare che sento da qualcuno, ma non sto parlando di leghisti, in generale, che il virus non esiste,
che tutto era un complotto e altre minestre del genere, cioè no. A me spiace, guardate, io tendo sempre una mano anche a questi signori, perché penso che tutti noi siamo provati da 17 mesi di questa tragedia, però non abbiamo bisogno di un conflitto civile, no? Di un conflitto all'interno della società tra guelfi e ghibellini, non ci serve a nulla fare un conflitto pacifico, ovviamente. Dopo le parole del Presidente Mattarella richiama il senso di responsabilità collettivo, non pensa che i leghisti, parlo di leghisti perché è il suo partito, scesi in piazza in queste ore, in questi giorni, abbiano un po' tradito quell'appello? Ma guardate, il Presidente Mattarella fa giustamente gli appelli, dopodiché la libertà di manifestare è una libertà costituzionale. Se ci fosse il Presidente Mattarella qui direbbe chi scende in piazza autorizzato è libero di manifestare, mi fermo lì, insomma. Il problema non sono le manifestazioni, assolutamente. Il problema è alcuni contenuti magari che si diffondono tra la popolazione. Sentite, non possiamo passare dal clima della prima fase dove tutti cantavamo perché alla fine avevamo tutti paura di morire, questa è la verità. Ad oggi che sembra quasi che il virus sia anche all'impiccio che si è inventato qualcuno, non è così purtroppo. Purtroppo dico, magari fosse così. La incalzo con un terzo tentativo e poi chiudo, prometto. C'è una differenza allora in questo approccio tra chi come lei ha un ruolo amministrativo, ma penso anche al Presidente Federica e la cautela con cui ha usato dichiarazioni in questi giorni, e chi invece ha un ruolo più politico come sono i parlamentari? No, ma ci sta anche perché comunque chi fa politica pura e ha ruolo diciamo da legislatore parlamentare può dar vita a un dibattito che è diverso da un amministratore, insomma, cioè, si tratta sempre di capire quale ruolo giochi, no? E noi come amministratori abbiamo delle leggi, come dire, no? Cioè, io sono contro la caccia, uno dice no, aspetta, perché poi prendono i frame e dicono che Zaia ha detto una roba sulla caccia, dicono cioè l'adagio, io sono contro la caccia, ok, a voi non interessa che idea ho io sono solo chiamato ad applicare la legge vigente, giusto? Ma uno che fa politica dice io sono contro, io sono a favore, io voglio fare questo, io voglio fare quello, cioè noi abbiamo il codice delle leggi che è il nostro driver, noi non facciamo le leggi, le gestiamo in questa fase. Grazie. Prego. Posso andare? Grazie. Perfetto, se non ci sono. Ti ha superato, ha fatto 4 domande oggi la Pederiva. Se non risponde, No, non è che non rispondo, ma ragazzi, cioè, non abbiamo bisogno di ancora altre polemiche. Sono stato chiaro alla storia di Grafica Veneta? No, è stato chiarissimo. Perfetto. Posso Prego. chiedere una cosa? Qui c'è una crescita di contagi abbastanza importante. Assolutamente sì. Ma non tanto l'impressione, ma insomma i riscontri che ha dai suoi collaboratori, dalla comunità scientifica, dalle persone che fanno questo mestiere, è una quarta ondata che potrebbe dare qualche fastidio ulteriore o è un colpo di coda che prelude alla liberazione da sto incubo? Allora sentite, se c'è qualcuno che ha tutte queste certezze diventa miliardario, neanche milionario. Poi ci sono tutte le tentate vendite, quelli che fanno dichiarazioni, tanto anche se va male non rispondono mai. Noi purtroppo la tentata vendita non la possiamo fare. E allora io dico semplicemente questo, che oggi la correlazione contagiato o ricoverato non c'è più come prima, è bassissima. 2, le vaccinazioni sono servite. 3, sicuramente dovremmo aspettarci probabilmente un incremento dei ricoverati, perché di questo passo, anche se in maniera minimale, un minimo di correlazione con il numero di contagiati c'è. Ad oggi diciamo la situazione è assolutamente gestibile ed è una situazione che ci permette di dire che abbiamo detto 139 persone in corsia in area non critica, verosimilmente sono tutte persone che dimetteremo, potrà esserci un caso, 2 che finisce magari a grandi flussi di ossigeno, magari andrà in terapia intensiva, ma sostanzialmente noi, il nostro pensiero sono le 17 persone in terapia intensiva che sono persone che sono oggetto di cure intensive.
Ecco, devo dirvi che sono entrati 2 pazienti che sono entrati vaccinati, uno è un anziano di 80 anni e ne sta uscendo dalla terapia intensiva, quindi vi dico con gioia che i dati che ci danno è che sta recuperando. E un'altra persona vaccinata ha semplicemente il CPAP, i flussi di ossigeno, diciamo è in subintensiva ma non è intubata. Quindi verosimilmente usciranno. Io spero che tutti i 17 escano bene da questa vicenda. Buon lavoro, grazie. Lascio alla dottoressa Ricci, occhio perché ha grandi robe. Magari prima l'assessore su quelle risposte. Se no faccio troppo bene. Ma fa dopo che via, dottoressa Ricci. Prego. Allora, grazie Presidente. Buon lavoro, scusate. E sentiamo cosa da dirci la dottoressa Ricci. Prego, dottoressa. Bene, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qua con voi, ormai comincio a abituarmi. Allora io non volevo darvi, direi in anteprima, i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Istituto Superiore di Sanità per la stima della presenza delle varianti a livello nazionale. Sapete che una volta al mese l'Istituto Superiore di Sanità definisce una giornata nella quale tutte le regioni devono raccogliere un determinato numero di campioni casuali, quindi non correlati a particolari stati vaccinali o di patologia, proprio casuali, in modo da avere puntualmente una stima a livello nazionale della presenza delle varianti con dei dati che possano essere confrontati fra le varie regioni. È il motivo per cui, insomma, con molti di voi che magari ogni tanto mi chiedono, no, ma qual è la prevalenza della variante? Io dico sempre aspettiamo il dato dell'Istituto Superiore di Sanità, perché è un dato statisticamente significativo, mentre ovviamente i campioni che arrivano da noi quotidianamente, poi vi dirò qualcosa anche di quelli, possono sempre essere deviati dal fatto che magari da noi vengono i focolai o i vaccinati, cioè non sono campioni casuali. Allora, abbiamo appunto i risultati dell'indagine di luglio. Il Veneto doveva fare 145 campioni, anche il numero viene definito dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base del numero di positivi delle diverse regioni, quindi per il Veneto era stato stimato un numero pari a 145, in realtà ne abbiamo sequenziati 144 perché uno di questi campioni non era sequenziabile per motivi tecnici, e di queste 140 appartengono alla variante Delta, quindi stiamo parlando di una prevalenza del 97, superiore al 97%. 3 di questi campioni appartenevano alla variante Alfa, quindi alla... come? L'inglese, esatto, alla vecchia variante inglese che tanto ci faceva paura, no? A dicembre, io sono venuta qua il 27 dicembre dell'anno scorso, no? Dicendo abbiamo isolato la prima variante inglese, ed eravamo tutti preoccupati perché effettivamente la variante inglese ha sostenuto la seconda ondata, ma oggi è stata completamente spazzata via con una rapidità sorprendente, a mio modo di vedere, dalla variante Delta o variante indiana. E poi un ultimo campione apparteneva a una variante che non è di quelle preoccupanti, ma è di quelle di interesse, originariamente chiamata colombiana, ma insomma mi sembra un dato veramente di scarsa rilevanza. Quindi il messaggio è la assoluta rapidità con cui la variante Delta ha soppiantato tutte le altre. Vi ho detto in modo sorprendente, io stessa qui vi dicevo che speravo in un andamento più lento, no? Della variante Delta nel nostro paese, considerando il fatto che rispetto all'Inghilterra da noi è arrivata più tardi, quindi con una stagione meno favorevole allo sviluppo del virus, e invece non è andata così.
purtroppo noi scienziati vi sarete abituati, facciamo delle previsioni, ma poi insomma io sono anche sempre pronta a dire che a volte non sono corrette. Insomma la rapidità di diffusione invece c'è stata, ha soppiantato tutte le altre varianti. Secondo me questo è il terzo virus con cui noi abbiamo a che fare, diciamo, di questa epidemia, no? C'è stato il primo virus, quello originario di Wuhan, che ha caratterizzato la prima ondata, quella della primavera 2020, un virus che poi d'estate è stato molto tranquillo, no? Perché l'abbiamo visto, abbiamo fatto un'estate 2020 in cui questo virus, appunto per le caratteristiche proprio tipiche del clima, del fatto che d'estate si sta più fuori, del fatto che l'apparato respiratorio è sicuramente più reattivo durante l'estate, ci ha lasciato tranquilli. È stato poi soppiantato da nuove varianti e nell'inverno in particolare dalla variante inglese, che ha sostenuto pienamente quella che secondo me è la seconda fase della seconda ondata, nel senso che l'Istituto Superiore di Sanità definisce come seconda ondata quella che va da ottobre 2020 ad aprile 2021. Lì, se voi guardate i grafici, c'è effettivamente un andamento con una doppia curva, ma non c'è mai stato un calo reale. Quindi alcuni si riferiscono a una seconda ondata autunnale, una terza ondata primaverile, ma in realtà è la stessa ondata. E quindi lì la variante inglese ha fatto la sua parte. Oggi siamo alla terza ondata, qualcuno la chiama quarta, che è sostenuta dalla variante indiana. È un virus contagiosissimo e lo stiamo vedendo, perché appunto nonostante il periodo estivo e le vaccinazioni c'è comunque una diffusione importante del virus, che sicuramente circola ampiamente fra i soggetti non vaccinati, perché vi ricordo che la vaccinazione, soprattutto la vaccinazione completa, riduce fino al 80% circa la probabilità di contagiarsi, di infettarsi. Però questo vuol dire che su 100 vaccinati con 2 dosi, 20 si possono contagiare. Okay? Quindi se voi lo rapportate alla popolazione dei vaccinati è comunque un numero importante, anche i vaccinati che si contagiano, no? Ma per i non vaccinati ovviamente la probabilità di contagiarsi è molto molto più alta, quindi c'è questa estrema contagiosità soprattutto nei non vaccinati, in parte anche nei vaccinati. Quindi è un virus che si diffonde molto molto facilmente anche all'aperto. Per cui ha perfettamente ragione il Presidente Zaia nel ricordare l'uso delle mascherine anche all'aperto se ci sono degli assembramenti e ovviamente sempre anche al chiuso, come insomma sapete che anche negli Stati Uniti hanno rimesso l'obbligo di mascherina al chiuso anche per i vaccinati, proprio perché appunto non si può escludere il fatto che un vaccinato sia positivo e possa essere anche contagioso. La grandissima differenza rispetto ai mesi scorsi è che oggi il fatto di avere una importante proporzione di persone vaccinate fa sì che l'effetto rispetto alla malattia, ai ricoveri e ai decessi è assolutamente ridotto e controllato. Quindi insomma su questo i vaccini stanno facendo un grandissimo lavoro rispetto alla malattia grave e ai decessi. Però appunto è un virus che si trasmette veramente tantissimo, è completamente diverso da questo punto di vista, solo da questo punto di vista, ok? Non ci sono cambiamenti di patogenicità, di comportamento, insomma niente che sia scientificamente rilevante. La sua caratteristica è proprio la trasmissibilità, che è assolutamente aumentata. Vi posso poi dare anche alcune informazioni rispetto ad altri campioni di routine che abbiamo sequenziato nello stesso periodo, in particolare 188 campioni di questi ultimi giorni, in cui anche qui il 94,7% è effettivamente variante Delta, quindi il dato si conferma attorno al 95%, il 5% sono varianti inglesi, 10 campioni,
Di questi noi abbiamo avuto 19 virus isolati da persone vaccinate, quindi insomma ovviamente noi facciamo tutti i controlli quando ci sono queste positività nei vaccinati, i campioni ci vengono inviati per verificare se si tratta di un ceppo particolare, e sono ancora tutte variante Delta, quindi insomma quello che vi dicevo, la variante Delta è in grado di infettare effettivamente anche i vaccinati, sia con prima che con doppia dose. Di questi ci sono anche effettivamente degli over 70 e degli over 80, in cui però la sintomatologia riportata è di tipo influenzale, quindi insomma a dimostrazione che anche nelle persone a rischio, qualora si infettino, seppur vaccinate con 2 dosi, la sintomatologia, a parte appunto rarissimi casi, in generale sono sintomi molto blandi, tipo cosiddetti simili influenzali, vuol dire raffreddore, un po' di tosse e qualche linea di febbre. Questo è quello che viene descritto nella maggior parte di questi casi. Poi abbiamo 26 casi di questi 188 che sono controlli di focolai, in particolare dell'ASL 2, dell'ASL 1 e dell'ASL 7, e 30 casi di contatti a rischio rispetto a persone positive per la presenza di varianti. Quindi insomma questa è tutta l'attività di tracciamento che viene fatta, in cui in caso di positività tutti questi campioni vengono mandati a sequenziare, e sia questi 26 che i 30 sono ancora varianti Delta, ovviamente assolutamente il ceppo prevalente. Poi ci sono 15 casi da viaggi, e di questi 3 sono alfa, quindi sembra quasi insomma che quelle poche varianti inglesi che ancora abbiamo ce le portiamo da persone che vengono sottoposte a tampone perché rientrano dall'estero. In particolare erano casi da Malta e dall'Inghilterra, però insomma vi dico, insomma è un dato così più di contorno, ma non c'è una particolare rilevanza. Altre varianti preoccupanti in questo momento non le vediamo, e questa comunque è una buona notizia. Esatto, ne abbiamo abbastanza. Oggi protagonista è la variante Delta. Ecco, questi erano i dati che mi faceva piacere darvi, e poi ovviamente se avete domande sono qui. Domanda per la dottoressa Ricci, si è appena notato il dosato intanto. Sì, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Circa un anno e mezzo fa di questi tempi ricordo che alcuni virologi, penso ad esempio al professor Palù, dissero che i virus epidemiologici avevano una vita media di 2 anni e poi, se Dio vuole, spariscono. Allora, la domanda, mi rendo conto, è ingenua, però credo che sia una domanda molto, molto diffusa tra la gente. C'è la concreta prospettiva che questo virus esaurisca il suo ciclo e ci liberi dalla sua presenza, oppure queste continue varianti lasciano presumere a una possibilità di prolungamento dei suoi effetti? Allora, da un lato è vero che ci sono questi andamenti ciclici, dall'altro è altrettanto vero che questi virus che sono capaci di cambiare, e pensate all'influenza, l'influenza ce l'abbiamo da sempre, dopo 2 anni non se n'è andata, è sempre lì, ci sono ceppi a volte più virulenti, e quindi quelle annate in cui l'epidemia di influenza è più importante, più pericolosa, anni in cui è meno, però non è sparita. Quindi insomma il teorema assoluto che i virus durano 2 anni, insomma credo che la realtà ci dimostri che non è così. È vero che i virus tendono ad adattarsi, a creare un equilibrio con il loro ospite, no? E quindi si passa dalla fase epidemica alla fase endemica. La fase endemica è quella in cui ormai il virus circola nella popolazione, c'è un'immunità
che protegge in linea di massima la popolazione, e si crea la famosa convivenza col virus. Quindi a questo i virologi probabilmente si riferiscono, ad arrivare a una situazione di equilibrio. Ci stiamo arrivando, perché i dati sui decessi e sui ricoveri ci dicono che stiamo arrivando a una situazione di equilibrio. Ci stiamo arrivando anche grazie alla vaccinazione, nel senso che se avessimo aspettato di ottenere lo stesso risultato con l'immunità naturale avremmo avuto molto più tempo davanti e un numero impressionante di vittime. I vaccini accelerano questo processo e fanno sì che la popolazione abbia un'immunità tale da creare una convivenza col virus. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Ricci, passerei la parola all'assessore Lanzarin per le sue comunicazioni. Grazie dottoressa Ricci, prego assessore. Allora, era stato chiesto un po' le consegne, no? Allora, mi sono fatta mandare la tabellina. Le consegne sono quelle previste settimanali. Allora, tanto sapete che oggi arrivano solo Pfizer e Moderna, cioè AstraZeneca non arriva più e neanche Johnson & Johnson. Ne abbiamo 50.000 mi sembra di Johnson & Johnson, sono lì, e AstraZeneca mi sembra che ne abbiamo circa 80.000, però comunque questi due vaccini non vengono più consegnati, quindi le due consegne settimanali che noi abbiamo sono Pfizer e AstraZeneca e Moderna, scusate. Allora noi da qui a fine mese, quindi fino alla settimana, vi do la consegna settimanale. Sapete che per Pfizer solitamente è il mercoledì, no? Quindi dalla prossima settimana fino a fine agosto, che abbiamo tutte le consegne di agosto, noi abbiamo le prime 3 settimane ci arrivano 159.000 dosi di Pfizer, le ultime 2 settimane di agosto 162.000, quindi più o meno insomma questa è la consegna settimanale. Per quanto riguarda Moderna invece abbiamo un aumento rispetto questa è la previsione, i dati che noi abbiamo, poi bisogna capire se vengono mantenuti, quindi rispetto ai 40.000 diciamo dosi di Moderna che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, abbiamo nelle prossime 5 settimane una media di circa 70.000-80.000 dosi in consegna alla settimana, se vengono rispettate. Ci sono ancora posti liberi aperti, non ho il dato aggiornato, ma erano rimasti circa un po' meno di 200.000 un paio di giorni fa. C'è sicuramente una flessione durante le settimane centrali di agosto, insomma probabilmente molte persone sono in vacanza e quindi abbiamo visto che durante le settimane centrali di agosto c'è un po' di flessione, quindi ci sono tanti posti liberi, quindi può essere anche invece chi è a casa un appello per prenotarsi e quindi fare la vaccinazione. Per quanto riguarda invece il discorso della scuola, allora, è arrivato un documento del ministro Bianchi questa settimana. Il documento è stato analizzato dalla commissione preposta, quindi dalla commissione istruzione, e poi è passato anche al gruppo di lavoro che analizza le linee guida e quindi che è composto dalle 5 regioni con le prevenzioni delle 5 regioni. C'è stata conferenza delle regioni ieri e il documento non è passato in conferenza delle regioni, ma ci siamo presi un'altra settimana, quindi andrà la prossima settimana. La conferenza dovrebbe esserci mercoledì prossimo, 4 mi sembra, andrà la prossima settimana e mi risulta che lunedì c'è un incontro tecnico con le prevenzioni, le 5 prevenzioni, per entrare un po' più nel merito del documento. Allora, il documento non entra molto, non ci sono molte novità, diciamo, nel senso che raccomanda la vaccinazione, ma poi non si entra su obbligatorietà, su discorsi insegnanti o su altro, quindi non tocca questo aspetto e va un po' a riconfermare gli aspetti legati ai percorsi separati, l'utilizzo della mascherina, eccetera.
Le prevenzioni le regioni hanno chiesto, le relative prevenzioni, di avere un po' più di tempo, e quindi abbiamo chiesto questa settimana in più per analizzarlo proprio alla luce anche dei dati sulle vaccinazioni e quant'altro. Più di così non riesco a darvi, però a dirvi. Domanda per l'assessore Lanzarini, ha finito Assessore? Un dettaglio, perfetto, soltanto un dettaglio, non è neppure una domanda. E poi Federica. Mercoledì ha detto che il documento torna in conferenza delle regioni per eventualmente, con le modifiche che i gruppi tecnici che da qui a mercoledì ci saranno apportato, per poi essere approvato dalla conferenza delle regioni e mandato quindi al Ministero. Poi che iter farà non lo so, però questo sarebbe l'iter che dovremmo fare. Quindi la parte sanitaria, mentre la parte scolastica, mi sembra così, ma forse dovete parlare con l'assessore Donazzanna, che avrà partecipato, presumo, alla commissione preposta. Mentre mi risulta, io ho sentito che aveva partecipato l'assessore Cavo della Liguria, dice che non hanno fatto grandi osservazioni perché non è entrato, quindi più o meno entra nelle stesse dinamiche delle linee che si conoscevano, più o meno, mentre le prevenzioni vogliono analizzare un po' più approfonditamente anche rispetto all'utilizzo della mascherina, i vaccinati, vogliono un po' avere una discussione interna tra le varie prevenzioni, i dipartimenti di prevenzione delle regioni. Federica. Grazie, buongiorno Assessore. Alla luce dei numeri che abbiamo sentito, in particolare sulla netta prevalenza ormai della variante Delta, cambia qualcosa nelle regole di sanità pubblica? Per esempio i tempi di quarantena, prevedete di modificare qualcosa? No, perché comunque non sono dettati da noi, ma sono dettati da circolari e da provvedimenti nazionali che poi noi applichiamo nei nostri piani di sanità pubblica. Oggi la quarantena è prevista in 10 giorni e quindi rimane a 10 giorni, ci deve essere altrimenti un pronunciamento a livello centrale. Giacomuzzo. L'ultima cosa, siamo in fine settimana, però il dato dell'RT del Veneto e dell'incidenza può darcelo? Sì, lo trovo subito. Per fortuna che ci sono i telefonini che hanno tutti i messaggi possibili. Allora cerchiamo la dottoressa Russo. Allora l'RT è 1,97, l'incidenza è di 81 casi su 100.000 e l'occupazione dei posti letto sia in area critica sia in terapia intensiva è del 2%. Ricordiamoci che i parametri sono 10% per quanto riguarda la terapia intensiva, 15% per quanto riguarda l'area non critica, per il discorso del passaggio in un'altra colorazione. E ricordiamoci che per passare in un'altra colorazione ci devono essere tutti e tre i dati insieme, quindi non basta un unico dato. E c'erano soglie anche per l'RT? No, con l'RT no, non c'è, l'RT è quello dei 50, quello vecchio che era rimasta eccetera, però per passare con i nuovi criteri bisogna avere uno dei due, non tutti e due mi pare, uno dei due sopra la soglia del 10 o del 15%. Oggi invece noi siamo al 2%, quindi siamo comunque molto sotto per entrambi i dati. Solo una specifica, allora noi abbiamo il 2% di occupazione totale tra area non critica e terapia intensiva. 2% per area critica, 2% per terapia intensiva. Solo questo, grazie. Bene, se non ci sono altre domande per l'assessore e se i relatori non hanno altro da aggiungere, chiudiamo qui, grazie e alla prossima. Grazie, buongiorno.